Penso che là fuori, su Instagram, ci sono 100.000 terapisti che ti possono dire che il dolore persistente può essere curato attraverso l'esercizio terapeutico. Questo è quello che ti viene detto più e più volte e quando vedo questi esercizi su Instagram veramente mi viene l'orticaria, mi viene il volto a stomaco, ma non perché per i terapisti stessi, per l'informazione che viene data là fuori. Quante persone hanno provato già questo esercizio terapeutico? E poche sono arrivate alla soluzione, forse un 10%, forse un 20%. Cosa fare quindi dell'80-90% delle persone che sono lì, che stanno soffrendo di dolori persistenti al collo, alla schiena, che non hanno risolto, nonostante la fisioterapia? Uno può dire, ma non sei stato costante con gli esercizi terapeutici. Guarda, io sono stato costante al massimo sugli esercizi fisioterapeutici quando soffrivo di dolori persistenti al collo. Non hanno dato risultati. E quando ho parlato di questo percorso di consapevolezza che avevo fatto io ai miei professori di fisioterapia, mi hanno guardato come dire, vabbè, alla fine sei stato fortunato. Però guardando poi tutte le persone che sono guarite attraverso un percorso di consapevolezza, attraverso quindi la riprogrammazione dell'inconscio e il reset di questo dolore che è un allarme, alla fine dico, allora non sono l'unico. E da lì ho iniziato a divulgare tutto quello che sto divulgando verso YouTube, verso Instagram, verso i social, per dare quindi aiuto a queste persone che, come me, stanno cercando di risolvere una problematica persistente di anni a continuare a una vita normale, a riprendersi una vita normale. Questo è possibile attraverso un percorso di consapevolezza. Se non sai come e perché i meccanismi del dolore, non puoi ritornare a stare bene perché continuerai a dare la colpa al nervo vago, a questo, a quell'altro. È vero, il nervo vago è all'interno di questo sistema di ipervigilanza, di iperallerta, ma non è la soluzione, è parte del sistema, è parte del sistema mente-corpo. Quindi usala come supporto, non usarla come soluzione definitiva. È l'entrata di quella soluzione, il nervo vago, non è la soluzione definitiva.